Empoli Varese giocata ieri sera 1-1, Albino Leffe Ascoli 1-1, Crotone Torino 1-1, Novara Cittadella 2-2, Padova Modena 1-1, Pescara Trieste Piacenza Regina 3-2, Sassuolo Portogruaro 0-1, Siena Livorno 4-0, a Vicenza Grosseto a Vicenza 1-0. Come detto, Frosinone Atalanta si gioca lunedì sera alle 20:45. La classifica: Siena al comando solitario con 47 punti, Novara 45, Atalanta 44, ma deve giocare lunedì. Varese 40, Livorno e Torino 35, Padova e Regina 34, Pescara 32, Grosseto e Vicenza 31, Empoli 30, Crotone e Modena 29, Albino Leffe 28, Cittadella 26, Piacenza e Portogruaro 25, Sassuolo 24, Triestina 23, Ascoli 22, Frosinone 20. In cerca di vittoria dopo la deludente prestazione di Portogruaro, Mamaran senza 7 titolari deve schierare un Vicenza assai rimaneggiato, mentre il Grosseto con l'arrivo in panchina di Michele Serena ha cominciato a correre. Nessun problema di formazione per il tecnico dei toscani, che anzi manda in campo dall'inizio 3 degli ultimi 6 rinforzi arrivati dal calciomercato: Rincon in difesa, Defendi a centrocampo e Sforzini ex Vicenza in attacco. Coi biancorossi c'è invece l'esordio di Mustacchio proveniente dal Varese. Primo tempo assai equilibrato e senza emozioni, Gavazzi ci prova da fuori. Caridi dalla fascia cerca la testa di Sforzini, conclusione debole e centrale. 37esimo, angolo battuto da Gavazzi, rimpallo tra Bruscato e Rincon sul fondo a fil di palo col portiere del Grosseto Narciso, preso in controtempo. Appena prima dell'intervallo un pallone crossato da Defendi e prolungato da Bastrini finisce a Caridi, che non trova la correzione sotto misura. La partita si sblocca e si accende al 10° della ripresa, quando il Grosseto passa in vantaggio con Defendi, che sfrutta un cross da sinistra di Mora, anticipa Gavazzi e realizza. Il Grosseto preme sull'acceleratore, 17esimo, Defendi, Allegretti, cross per Caridi, Russo si accartoccia e para. Maran toglie Rossi, poi Mustacchio e Salifù, dentro Baclé, Alemao e Luca Rigoni appena arrivato dal Palermo. Proprio Baclé sfiora il pareggio al 28esimo sul cross di Bastrini da sinistra. 39esimo ci prova Alemao, Narciso con sicurezza, e nel finale il Grosseto in contropiede vicinissimo al raddoppio con Rincon. Se era cambiata l'aria Grosseto con l'arrivo in panchina di Michele Serena, se ne è avuta una riprova anche questo pomeriggio, terza vittoria consecutiva come diceva Mattioli dopo Ascoli e Sassuolo, grazie anche al sostanzioso apporto dei nuovi arrivati, anche Papavaigo immobile nel finale di partita. Nel Vicenza troppe assenze e poca lucidità. Ribadisco il risultato dal Menti, 1-0 per il Grosseto, migliore in campo Defendi del Grosseto e non solo e non tanto per il gol realizzato, e restituisco la linea dal Menti allo studio. Per rialzarsi dal KO di Portogruaro, il Vicenza dai tanti indisponibili si affida al suo Menti, dove ha raccolto 24 dei 31 punti che detiene, dove non perde da fine ottobre. Evitare almeno il KO senza disprezzare il pari sembra essere l'obiettivo minimo di Michele Serena, la terza sulla panchina del Grosseto, dove ha sin qui raccolto il massimo possibile. Per almeno 20 abbondanti minuti Vicenza e Grosseto tengono un atteggiamento guardingo e si annunano a vicenda, provando ad accelerare in qualche circostanza un po' l'una e un po' l'altra, ma senza fare sfracelli. Sale un po' il tono generale attorno alla mezz'ora, ma è soltanto negli ultimi 10 minuti che la gara si accende con una palla gol per parte che non schioda però lo 0-0 sino all'intervallo. La prima è per i padroni di casa, al 38esimo, quando il colpo di testa di Abbruscato sugli sviluppi di un corner si perde a lato di un soffio, con Narciso non impeccabile nel solo accennare l'uscita. Esce invece a valanga nel primo e unico minuto di recupero del tempo Russo, e il tocco di Caridi, sbucato in area e avventatosi sul cross di Defendi, pure alterato da una deviazione, non finisce dentro la porta ma appena fuori. Tra i più attivi in campo nel corso della prima frazione, Defendi, stantuffo di destra, arrivato in maremma da poco via Atalanta, sale sugli scudi al 55esimo quando manda avanti il Grosseto impalinando Russo con un tocco volante in piena area a raccogliere lo spiovente che arriva da sinistra. Si fa prendere d'infilata il Vicenza nell'occasione, portiere Russo compreso, che si muove in ritardo e finisce dentro la porta anche lui assieme al pallone. Caricato dal vantaggio e dalla chance di centrare la terza vittoria di fila, anche la seconda di fila fuori casa, il Grosseto non arretra a difesa della dote appena accumulata, ma per un po' insiste in avanti.
prima di passarla liscia, ma dopo aver corso un bel rischio, al 73esimo sul calibrato cross da sinistro di Bastrini, il neoentrato Baclé può incornare da pochi passi e senza che nessuno lo disturbi, ma lo fa sbagliando, anche se di pochissimo, la mira con Narciso Giara segnato al peggio. Maran gioca allora anche la carta Rigoni, tornata a Vicenza dopo il poco spazio trovato a Palermo in un finale di gara dove il Grosseto arretra il baricentro e serra le fila. Il Vicenza non si scuote più di tanto e giusto sui titoli di coda porta qualche infruttuoso assalto, andando però anche vicinissimo a subire il secondo gol. Maran si ritrova infine a fare i conti con il secondo KO consecutivo, il cui rovescio della medaglia è la terza vittoria di fila del Grosseto e del suo nuovo tecnico, sin qui perfetto Michele Serena. Vicenza e Grosseto condividono ora la quota 31 punti di una classifica da zone al momento tranquille.